Racconta il vissuto di 20 anni della fondazione. Chiaramente non possono esserci tutti qui dentro, ma c'è una piccola parte di genitori che ha vissuto a volte non con esito positivo, a volte con esito positivo, giornalisti che raccontano come vedono, cosa hanno percepito a pelle di Città della Speranza. Sono tante testimonianze, una specie di puzzle che mette insieme le emozioni, le sensazioni di Città della Speranza. Ci sono un po' di foto, di momenti, la vita è fatta di momenti, Città della Speranza è fatta di momenti. Questi momenti però hanno portato a grandi risultati grazie al contributo dei volontari, delle donazioni, dei medici, di chi ci è sempre stato vicino, e questo libro è proprio il nostro sogno, vedere tutti i bambini guariti. Siamo un ente riconosciuto e il 100% di ciò che viene donato alla fondazione è detraibile, quindi noi abbiamo lanciato una sfida, no? Che è questa. Abbiamo un istituto di ricerca che può contenere a lavorare 450 ricercatori. Ne abbiamo oggi 150 direttamente a lavorare nell'ambito dell'oncomatologia pediatrica e nelle altre ricerche delle patologie infantili. Vogliamo portarne altre 200 ricercatori. 200 ricercatori che saranno i nostri giovani che stanno uscendo dall'università o che sono i nostri giovani che stanno lavorando all'estero. La sfida è 100.000 euro all'anno per ogni impresa. Cerchiamo 300 imprese, con questi soldi noi garantiremo che questo istituto di ricerca sarà ai primi posti al mondo per la ricerca e la qualità e sicuramente per il miglioramento della qualità della vita di molti bambini ammalati. Questa fondazione nata 20 anni fa è riuscita a portare all'attenzione della nostra regione ma dell'Italia intera il problema dei bambini malati di tumore. Ha portato sul territorio risultati grandissimi, è riuscita non solo a recuperare fondi e a fare la ricerca, ma a ridurre le conseguenze di questa malattia dell'80%, sicché è un fatto eccezionale. Continua a operare e a lavorare nel settore della ricerca. Come è stato detto stamattina, ci vuole anche la solidarietà e la disponibilità di tantissime altre persone. Assieme si fa una grande squadra e loro l'hanno dimostrato.